Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Spettici Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video, uscirà penso a mezzogiorno, massimo alle 2, andremo a parlare di calciomercato, di varie notizie di calciomercato. Se vedete che guardo più lateralmente, perché tengo tutte le notizie segnate su un foglio laterale, appunto. Piccola premessa prima di iniziare, è che non uscirà poi verso le 6 la classifica della 20ª giornata e basta, perché poi non ci sarà il video sui pronostici dei recuperi della 16ª giornata. Allora, io direi di partire subito. Allora, partiamo da un sondaggio che sta facendo una squadra di Serie A, cioè una squadra di Serie A sta sondando Karim Adeyemi. Questa squadra qual è? La squadra è il Milan che sta sondando il nome di Karim Adeyemi, però è un nome per l'estate e non per questo calciomercato invernale. Profilo che piace molto ad Allegri, però ve l'ho detto, è un profilo per l'estate. Poi il Napoli ha avviato ufficialmente le trattative per il rinnovo di João Jesus fino al 2027. Un rinnovo fino al 2027. Poi sempre il Napoli sta sondando molto intensamente, cioè sta continuando le trattative per Jack Raspaduri. L'Atletico Madrid ha dato il via libera al club giallorosso, c'è la Roma, perché la Roma sta per ufficializzare il giocatore, ha dato il via libera al club giallorosso per un prestito con diritto di riscatto, ma al momento l'attaccante non sembra convinto del progetto della Roma. Speriamo che o Napoli deve prima vendere Lucca per acquistare Raspaduri, oppure vendere Lang a minimo 35 milioni di euro, però penso più a 25 più 5 di bonus, oppure vendere tutte e due insieme e poi acquistare Raspaduri. Cioè, prima vendere uno tra questi due giocatori o venderli tutti insieme per poi andare ad acquistare Jack Raspaduri, che sembra voler ritornare al club azzurro, al club del Napoli. Poi Malen, Mandel, non mi ricordo come si pronuncia bene, è stato proposto a Napoli, che sta valutando il giocatore dell'Aston Villa in questo momento. Nel caso non dovrebbe il Napoli andare ad acquistare la Jack Raspaduri, se non ci riuscirebbe andrebbe ad acquistare Maller dell'Aston Villa. Poi il Benfica e il Palmeiras sono interessati ad acquistare Thiago, entrambe le squadre sono interessate ad acquistare Thiago Almada dell'Atletico Madrid. Sono iniziate le trattative sia con il giocatore argentino che con il club. Che il club spagnolo chiede un prestito con diritto di riscatto. Poi vai giù, Balotelli, tu all'Ilan, here we go. Contratto di 2 anni con uno stipendio di circa 4 milioni e mezzo, no scusate, 6 milioni e mezzo più 500.000 euro di bonus. È già partito per l'Arabia Saudita, è arrivato io proprio ieri a firmare tutte le trattative. Poi Roma è in corsa con Napoli per il giocatore dell'Aston Villa, Mallen. Anche la Roma è sul giocatore. Poi abbiamo un'ufficialità, scusate per l'inquadratura, la devo sistemare un attimo. Abbiamo una
ufficialità e poi chiudiamo qua col video. Allora, Maximilian Ibrahimovic, scusate, mi vuota di mente. Tu Ajax, we go. Il centrocampista, figlio d'arte, cioè figlio di Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, è un nuovo appunto giocatore dell'Ajax in prestito con diritto di riscatto dal Milan, cioè il Milan l'ha venduto in prestito all'Ajax. Più una percentuale, se viene riscattato il giocatore dall'Ajax, più una percentuale sulla futura rivendita. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù!